Ciao a tutti ragazzi e ragazze, ebbene sì, è tempo del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Si ritorna in una pista old style. Imola è ritornata. Grinta! Amaletta, dai che andiamo! Si torna nel circuito dove domenica 1 novembre 2020 il campione del mondo in carica Lewis Hamilton ha conquistato il titolo costruttori per la Mercedes. L'Italia nel calendario 2021 di Formula 1 è l'unico paese a presentare due Gran Premi: il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna a Imola e il Gran Premio d'Italia a Monza. Oggi, sabato 17 aprile 2021, si sono disputate le qualifiche della seconda prova del campionato del mondo di Formula 1. 99esima pole position per l'inglese, il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, su 30 circuiti diversi. Secondo il messicano Perez in Red Bull e terzo l'olandese Verstappen. Bene nonostante tutto il monegasco Charles Leclerc. Si stanno vedendo quindi miglioramenti rispetto a Imola 2020, in cui il distacco si sta riducendo rispetto al poleman. Protagonisti quest'oggi in qualifica sono stati i track limits, questi sensori che hanno fatto parlare di sé. Basti pensare che Lando Norris al traguardo terzo è stato declassato in settima posizione. A mio avviso gli toglierei, sta togliendo un po' di spettacolo per questo sport che sta vedendo diminuire il numero di spettatori. Lasciamo quindi invece spazio alla velocità, alla potenza, diamo spazio ai piloti. Gioia invece per la casa faentina, l'Alfa Tauri, con l'ultimo vincitore del Gran Premio d'Italia di Monza, Pierre Gasly, oggi classificato in quinta posizione. Male invece il suo compagno di squadra, il giapponese Tsunoda, che durante i test dell'inverno scorso ha girato spesso nel circuito del Santerno e oggi in Q1 in uscita dalla variante alta è andato a muro, classificandosi quindi in ultima posizione. Seste e settime le due McLaren, settimo posto come vi dicevo qualche minuto fa per l'inglese Lando Norris, declassato dalla terza alla settima posizione per colpa di questi track limits, e sesta posizione per l'australiano, il simpatico Daniel Ricciardo, che ha anche ammesso a fine qualifica che la sua vettura può anche vincere, quindi stiamo a vedere se nel calendario di questo 2021 appena iniziato il simpatico australiano riuscirà a bere dallo scarponcino sul gradino più alto del podio. Ottava casella per il compagno di squadra del campione del mondo in carica Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, ovvero il poleman dell'anno scorso, che ha anche girato sotto il muro dell'1.14, se ben vi ricordate. Nel caso vi lascio il video qui in alto a destra. Una domanda che mi chiedo: e se fosse stato George Russell oggi con la sua Williams classificato in 12ª posizione al posto del finlandese, come sarebbe andata la pole di oggi? Come si sarebbe classificato George Russell se fosse stato lui a sedersi nel sedile della Mercedes? Parlando delle Ferrari, ieri nelle prove libere il monegasco Charles Leclerc all'uscita della Piratella è andato a muro. L'importante è che non sia andato oggi a muro. Ricordiamo che il giovane di casa Ferrari si è classificato al quarto posto. Bene, si è ridotto il margine rispetto alla Mercedes. Oggi Charles Leclerc lo ritroviamo distaccato di soli 3 decimi rispetto a Lewis Hamilton, quindi il divario Ferrari-Mercedes si sta diminuendo. Carlos Sainz invece, nuovo pilota nel team di Maranello, fuori amaramente dalla Q3. Secondo me rimonterà, è un pilota da rimonte il madrileno, vedremo domani cosa saprà fare. Ricordo che c'è anche l'incognita del meteo, potrebbe piovere, stiamo a vedere che tattica, che strategia adotterà ogni singolo team. Il meteo è ancora incerto, un giorno viene prevista pioggia, un giorno viene previsto nuvoloso, domani secondo me qualche goccia sul circuito del Santerno potrebbe cadere. Aspettiamo tutti questa rimonta da parte del pilota spagnolo. Male invece le due Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen. Sono stato illuso, posso dirlo, perché ieri Antonio Giovinazzi aveva fatto segnare il 9° tempo nelle prove libere. Speravo che segnasse una buona qualifica oggi
oggi il pilota italiano. Appuntamento quindi a domani, ore 15, lo start del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, seconda prova del campionato del mondo di Formula 1 2021, per un totale di 63 giri, 309 km totali, proprio come l'anno scorso. Se il video quindi ti è piaciuto, per favore lascia un bel mi piace, iscriviti al canale, un bel modo per poterti portare prossimamente video sull'automobilismo e sul motorsport. Da Mano e Cosimo Muia per gli amici Johnny 3, Dai che Demo, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!